La corruzione deve essere fermata con ogni mezzo, pene certe e più severe, strumenti di indagine più efficaci, ma anche incentivi a chi si pente dei propri errori. I pentiti della corruzione possono rivelarsi una risorsa importante per combattere il dilagare dei reati contro la pubblica amministrazione. Un funzionario o un imprenditore che intraprende la strada del malaffare e poi si pente per quello che ha fatto deve essere incentivato a rimettersi sulla giusta via e soprattutto a dare il suo contributo alla giustizia. Per questo la legge spazzacorrotti prevede una speciale causa di non punibilità per chi sceglie di pentirsi tempestivamente, aiutando lo Stato a combattere il malaffare e a recuperare i soldi dei cittadini. Attenzione, non si tratta di farla passare liscia ai soliti parassiti della pubblica amministrazione, senza condizioni e senza ottenere nulla di concreto in cambio. La questione è molto più delicata e i pentiti dovranno meritare davvero l'opportunità di evitare la punizione. Ci sono delle regole rigidissime da seguire. La confessione deve essere volontaria e non premeditata, su fatti non ancora oggetto di indagine. Il reato non deve essere stato commesso da più di 6 mesi e ovviamente il maltolto deve essere restituito immediatamente o comunque sempre entro 6 mesi dai fatti. Con le nuove norme, corrotti e corruttori vengono messi davanti a una scelta. Da una parte pene severe e sicure, dall'altra la possibilità di tornare subito sui propri passi per aiutare la giustizia ed evitare la punizione. La legge spazzacorrotti non lascia scampo ai delinquenti di palazzo. Grazie alla norma sui pentiti sarà più facile rompere il velo di omertà che spesso rende difficile scoprire e accertare i reati contro la pubblica amministrazione. È chiaro a tutti che da oggi della corruzione conviene parlare.